Amici sportivi, benvenuti, bentrovati in questo match valido per la 12ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A, dove si scontreranno Bagheria e San Giorgio Piana. In questi primi minuti prima dell'inizio del match abbiamo la possibilità di leggere gli uomini a disposizione delle due squadre. Per il Bagheria abbiamo Cannizzaro, Loprezzi, Scalisi, Petrullo, Florio, Gallina, Caracappa, Balloriano, Ordognez, Girgenti, Giglio, Crisafulli, Costa, Boatta, Picone, Abate, Spampinato, Viola, Costa e Pizzo. Mentre per il San Giorgio Piana abbiamo Lamin, Neri, Mulè, Passero, Gaio, Iammè, Barbara, Candela, Secan, Sannasardo, Graziano, Russo, Guglie, Maniscalco, Caciocca, Diacate, Anane, Cavedoni, Inzerillo e Martinez. Si aspetta solo il via del direttore di gara per iniziare il match. Arriva adesso il via del direttore di gara, può iniziare dunque San Giorgio Piana Bagheria. Inizia subito un primo attacco da parte del San Giorgio Piano, subito gioco interrotto, punizione in favore del Bagheria. Batte subito il Bagheria, prova a costruire sulla fascia sinistra, tenta il lancio lungo subito intercettato dal San Giorgio Piana. Lotta di possesso tra le due squadre, subito alta l'intensità del match. Recupero pallone per il Bagheria che tenta un lancio lungo per sorprendere le linee difensive del San Giorgio Piana, chiamato il fuorigioco e anche il direttore di gara è dello stesso avviso. Battuta subito corto, cercato il lancio lungo, intercettato però non era abbastanza facile dal Bagheria che prova subito a costruire. Lancio lungo, impreciso, finisce facile tra i piedi di Lamin. San Giorgio Piana prova a costruire sulla fascia destra. Fallo di mano. Sarà dunque punizione in favore del San Giorgio Piana. Sannasardo alla battuta. Batte corto Sannasardo, scambio con il compagno sulla destra, poi cross in mezzo, troppo alto però, finisce sul fondo. Calma Ciccio. Batte corto Cannizzaro. Resta alto il San Giorgio Piana. Nel tempo il Bagheria prova a prendersi del tempo per costruire la manovra. Lancio lungo sulla fascia destra. Intervento falloso ai danni del San Giorgio Piana. Battuto subito corto la punizione, subito il San Giorgio Piana prova a ripartire. Brutto pallone perso tra i piedi
Sarà rimessa laterale. Rimessa laterale in favore del San Giorgio Piano, subito battuta. Si prende il tempo il San Giorgio per costruire la manovra. Lancio lungo a cercare i compagni proposti in avanti, subito però intercettato di testa dal San Giorgio Piana, ma ancora possesso San Giorgio Piana, che prova a costruire un pallone per i compagni in mezzo. Serve il compagno dietro, Passero. Si affida a Neri, che lancia un filtrante interessante per il compagno, che può servire i compagni in mezzo, conquistando il primo corner della partita. Marcature, Ciccio! Va Mulè alla battuta del calcio d'angolo. Occhio Ciccio, marcatura stretta! Occhio signore! Chiamato lo schema. Pallone che va in mezzo, smanacciato dall'estremo difensore del Bagheria, ma ancora possesso San Giorgio Piana, che ripropone di nuovo il pallone in mezzo. Grande occasione. Ferma tutto però il direttore di gara. Si riparte da una punizione in favore del Bagheria. Battuto subito corto Cannizzaro. Avanza di qualche metro Cannizzaro. Si affida al compagno sulla fascia sinistra, che poi opta per un lancio lungo, intercettato di testa dal San Giorgio Piana, che può provare a ripartire. Diamo secondi, diamo Futurile! Ancora possesso San Giorgio Piana, che si affida al retrovia per ripartire. Ancora Neri sulla fascia destra, che lancia lungo per i compagni. Ci arriva Secan, che mette un ottimo pallone in mezzo, che viene però deviato, ma attenzione, ancora possesso San Giorgio Piana. Cross a cercare ancora una volta i compagni in mezzo, intercettato stavolta di testa dal Bagheria, che adesso può provare a ripartire. Intervento un po' in ritardo da parte di Neri. Si ripartirà da una punizione in favore del Bagheria, subito battuta corta. Pressalto Secan, costringe il Bagheria a una serie di passaggi forse un po' troppo frettolosi, poi palla che ritorna a Cannizzaro, che si prende tutto il suo tempo. Pressa ancora alto il San Giorgio Piana, prova a costruire un lancio lungo il Bagheria. Lotta di possesso abbastanza ruvida, pallone che rotola in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta da Neri per Lamin, che prova a lanciare lungo sulla fascia sinistra. Ancora un altro lancio lungo in favore di Secan. Ancora tutto buono e invece no, fischia il direttore di gara, fuori gioco. Grande occasione tra i piedi di Graziano. Andiamo Petrullo, andiamo palla, andiamo Samu, dai. Pressa ancora alto il San Giorgio Piano. Opta per il lancio lungo il Bagheria per i compagni proposti in zona avanzata. Ci va però con sicurezza Lamin, che afferra il pallone con le mani e subito si appoggia al compagno sulla fascia sinistra. Andiamo Raffa,
stringi Manu, vieni qua Manu, bravo, bravo, calma, calma. Messi bene, calma, abbassati Manu. Vieni qua. Si prende il suo tempo il San Giorgio Piano per costruire la manovra. Ancora pallone per Neri, che si appoggia a Candela. Bravo Manu. Va bene, va bene, va bene. Un po'. Gaglio Andiamola qua. Ancora Gadi. cerca di ritagliarsi qualche spazio il San Giorgio Piano. Prova Neri con un pallone in mezzo, recuperato però dal Bagheria. Bravo, bravo Manu. Andiamo su, andiamo su. Lancia lungo il Bagheria. Intercettato. Buona lettura da parte del difensore del San Giorgio Piana. Adesso può provare a ripartire. Pallone che però rotola fuori. Dai, andiamo, dai che ce l'abbiamo. Messa subito battuta dal Bagheria, che prova a lanciare il compagno sulla fascia destra. Pallone però troppo lungo, impreciso. Rotola sul fondo. Batte corto Lamin. Si appoggia a Gaglio, che guadagna qualche metro prima di lanciare lungo per i compagni. Non ci arriva Secan. Intervento in ritardo da parte del San Giorgio Piana ai danni del Bagheria. Sarà dunque punizione per la squadra ospite. Nel frattempo 10° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato tra San Giorgio Piana e Bagheria. Batte corto il Bagheria. Pallone rischioso, pressa molto alto il San Giorgio Piana. Questa cosa paga. Bravo Ciccio, chiedici. Bagheria che subisce non poco il pressing alto del San Giorgio Piana. E adesso può provare a ripartire con un lancio lungo, detto però bene dalla difesa del Bagheria, ma attenzione ancora a possesso San Giorgio Piana che prova a cambiare tutto. La corsia di sinistra. Pallone interessante in mezzo, scontro tra Cannizzaro e Secan. Cannizzaro rimane a terra. Manu. Oh, velocizza, Piccone. Dai, andiamo, subito, Picco. Si rialza Cannizzaro, fortunatamente nulla di grave. Si ripartirà da una punizione in favore del Bagheria, che si appoggia subito a Petrullo. Che cazzo! Pallone interessantissimo recuperato da parte del San Giorgio Piana, che prova a crossare in mezzo per Secan, trovando però la testa del difensore del Bagheria. Adesso ancora possesso San Giorgio Piana. Pallone spedito lontano, Più duri bisogna essere, oh. come a volere scacciare il più lontano possibile il problema. Occhio Matti. Occhio di lui. Soffre moltissimo il Bagheria in questi primi minuti di gioco. Altro intervento un po' ruvido, tutto regolare però per il direttore di gara, e si continua. Scatta il numero 7 sulla fascia destra, però mette il pallone fuori. Dici che si prepara perché se ti va. Dai, veloce. Siamo che tutti quelli stiamo perdendo, mettiamoci duri qua, Restituito il pallone al San Giorgio Piana, si ripartirà dalla Min. Lancio lungo, cercare i compagni proposti in avanti, scontro un po' ruvido, rimane a terra il numero 11 Graziano. Costretto a intervenire l'assistente.
Pico, vieni qua, Pico, vieni qua, ascolta. Kevin! Cambio, signore! No. Graziano. Rimane ancora a terra il numero 11 Graziano. I compagni fanno cerchio attorno a lui. Questa palla lunga e contro Tosi sono molti spalla e spalla. C'è acqua. Ho capito, no, ma chissà non le vedo, dai. Andiamo. Glielo vogliamo. Andiamo, Dai, Samu. La mezzala si allarga e sono 2 su Daniele. Quindi devo essere tipo a distanza per arrivare. Signore! Il ginocchio, dai. Al ginocchio. Nel frattempo arriva il primo cambio del match per il Bagheria. Entra il numero 15 Picone. Ed entra al posto del numero 11 Graziano, uscito per infortunio, il numero 17 Anane. Riprende adesso il match da una rimessa dal fondo in favore del Bagheria. Si appoggia subito corto Cannizzaro. Ancora possesso Bagheria. Recupera il San Giorgio Piano. Si prende tutto il tempo per pensare alla manovra per ritagliarsi uno spazio. Nel tempo inizia a prestare alto anche il Bagheria. Raccoglie con sicurezza con le mani Lamin. Lancia lungo nel frattempo il San Giorgio Piana che prova a ritagliarsi spazio. Si appoggia però alle retrovie. Forte! Non ti voglio saltare in conduzione! Salta l'uomo Neri. Ancora Neri sulla fascia destra. Crossa in mezzo per i compagni. Allontana, smanaccia in qualche modo Cannizzaro. Ancora possesso per il San Giorgio Piana, che riparte da Gaglio. Ancora Neri, che sbaglia però il passaggio. Buona lettura da parte del Bagheria. Adesso può provare a ripartire. Altro fallo commesso dal San Giorgio Piana. Lo fa sempre, ed è bravo a fare questa cosa, capito?
batte velocemente il Bagheria, prova a cogliere di sorpresa gli avversari. Lancio lungo, intercettato bene, buona lettura da parte di Gaio Ci siamo! e poi Neri allontana. Ora possesso Bagheria. Ancora un'altra punizione in favore della squadra ospite. Qualche protesta da parte della panchina del San Giorgio Piana. Tre uomini alla battuta della punizione, ora 2. Rimangono Sanna Sardo e Passero. Ora rimane solo Sanna Sardo, che prende la rincorsa. Arriva il via del direttore di gara. Lancio lungo a cercare i compagni, che non riescono però ad agganciare bene il pallone. Palla facile per Lamin. Perfetto, Matti. Ci siamo. Batte corto Lamin. Avanza Neri. Vieni qua, stretto, Samu, vieni qua. Vieni, Samu. Vieni, Samu. Vai, ora! Scambio tra Gaio e Neri, che adesso lancia lungo, intercetta però il Bagheria, che si può porre in maniera pericolosa. Pallone che però finisce sul fondo. Questa laterale subito battuta dal Bagheria, che si affida alla retrovia. Lancio lungo a cercare i compagni proposti in avanti, facile però tra le braccia di Lamin, che subito lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Scambio da portiere in portiere, pallone facile per Cannizzaro, che serve subito i compagni. Va dentro, butta dentro, Matti. Palla! C'è! Buona palla per il Bagheria, che costruisce in mezzo, si appoggia poi sulla corsia di destra. Linea preventiva! Scambio a ritagliarsi qualche spazio, appoggiato sul numero 4. Si capiscono male i due compagni. Andameli più su, andameli più su. Vabbè, dai. Andiamo Kevin, dai. Sarà dunque rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana, che subito ne rilancia verso Lamin, che poi con i piedi lancia lungo verso la corsia di sinistra. Inizia a pressare alto anche il Bagheria. Pallone per Neri, Ecco, questo deve fare, ok? che lancia lungo per i compagni. Bravo! Prova ad arrivarci Secan. Nel frattempo recupera il pallone il Bagheria. Andiamo! Prova ancora una volta a costruire per le vie centrali. Tutto solo il numero 11 che prova il tiro. Bravi, bravi! Pallone che però finisce sul fondo. Sarà dunque rimessa per Lamin. Grande azione per Giglio, che però manca lo specchio della porta. Si appresta alla battuta Lamin, che batte corto per Gaio. Si appoggia poi a Neri. Prova a lanciare per Anane. Non riesce il controllo, però palla recuperata dal Bagheria. Tutto regolare per il direttore di gara, si continua, rimessa laterale velocemente battuta dal San Giorgio Piana e poi nuovamente rimessa in out dalla squadra ospite. Nel
frattempo 23esimo minuto di gioco, ancora 0-0, il risultato qui a Piana degli Albanesi. Lancio lungo per Neri, Bravo, non mollare, non mollare, non mollare. prova a saltare l'uomo, costretto ad appoggiarsi al compagno, che prova a servire per le vie centrali Secan, però viene atterrato senza alcun tipo di fallo, Va bene, dai, va bene. secondo il direttore di gara. Bene, Figo, spingi un po'. Abbassati, Figo. Tu. Osa. Rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana, che si appoggia ai compagni indietro e poi decide di ripartire da Lamin. Lancio lungo a servire i compagni sulla corsia di sinistra, intercettato però dal Bagheria, che può provare a ripartire. Ancora possesso Bagheria, che tenta il lancio lungo per il compagno proposto sulla fascia destra. Pallone però recuperato e spedito lontano Bravi, raga, dai. dalla difesa del San Giorgio Piana. Fabio! Riprendiamo! Tempo possesso Bagheria, che prova a ritagliarsi qualche spazio, si appoggia al numero 3, che guadagna qualche metro, poi tenta di servire i compagni in mezzo. Buona lettura da parte di Neri, che lancia i compagni proposti in avanti, costretto ad uscire Cannizzaro ad allontanare con i piedi. Andiamo Raffa. Bravi. Messa laterale per il Bagheria, che si appoggia ai compagni Fabio! Un pazzino! indietro. Ma non te cazzo! Ancora possesso Bagheria, riesce a recuperare il pallone Neri e in qualche modo lo fa avere alla Min, che lancia lungo i compagni proposti in avanti. Buona lettura da parte della difesa del Bagheria, che allontana. Pressa ancora alto il San Giorgio Piana. Squadra ospite è costretta a ripartire da Cannizzaro. Devi salire! Prova il lancio lungo il Bagheria per servire il numero 11, pallone che però finisce facile tra le braccia di Lamin, che subito prova a ripartire. Andiamo Pico, vieni Pico. Si appoggia di nuovo alla Min il San Giorgio Piana. Altro lancio lungo, spizza di testa Secan, si appoggia al compagno, che tenta il tiro. Cannizzaro costretto a smanacciare in calcio d'angolo, sarà dunque angolo per il San Giorgio Piana. Si avvicina Passero al corner. Passero chiama lo schema. Vieni su Giglio. Lancio in mezzo, atterrato uno dei giocatori del San Giorgio Piana, due dei giocatori del San Giorgio Piana, che entrambi reclamano il fallo. Match che inizia ad alzarsi notevolmente di intensità. Attimi di discussione. Oh, Kevin, dritto. Basta, Fabio, Toto. Invita alla calma nel frattempo il direttore di gara. Prende in disparte i due capitani delle rispettive squadre. Andiamo Ciccio, attenzione, c'è una mano! Andiamo Ciccio. Nel frattempo si ripartirà da un altro calcio d'angolo in favore del San Giorgio Piana, battuto corto a provare a spiazzare gli avversari. Pallone che però viene allontanato, prova a ripartire il Bagheria. Trattenuta abbastanza vistosa.
Vola il primo giallo per il numero 7 Barbara. A puntualizzare come se poi Punto di battuta Scalisi. Che si appoggia però alle retrovie. Si appoggia alla fascia destra Florio. Riparte da Cannizzaro. Che lancia lungo. Intercettato bene, buona lettura di Barbara. Ancora Bagheria che prova a lanciare i compagni proposti in avanti. Neri riesce ad afferrare il pallone. Palla che però termina in rimessa laterale in favore del San Giorgio Piano. Gallo, Gallo! Lancia il San Giorgio Piano. Pallone che però finisce di nuovo tra i piedi del Bagheria. Si appoggia al numero 6. Altro intervento in ritardo da parte del San Giorgio Piana. Stavolta a commettere il fallo è Jamme. Mario, cambiati con Anane, veloce. Anna, vai tu. Cambiati con Anane. Altra punizione per il Bagheria. Punizione battuta direttamente in porta, però facile per Lamin, che prova a ripartire subito con un lancio lungo verso i compagni proposti in avanti. Allontana in qualche modo il Bagheria. Ancora pallone tra i piedi del San Giorgio Piana, che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra e poi è costretto a appoggiarsi alle retrovie. Buon recupero da parte del Bagheria, che può provare a ripartire adesso sulla corsia di destra. Prova a ritagliarsi uno spazio il numero 11 e prova direttamente il tiro in porta, che termina però troppo alto. Gioca Lamin! Giochiamo! Lamin! Gioca! Nel frattempo 31esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato qui a Piana degli Albanesi nel match tra San Giorgio Piana e Bagheria. Arriva altro lancio lungo intercettato dal Bagheria, che però Neri riesce in qualche modo a intercettare. Sarà rimessa laterale in favore della squadra di casa. Prova a ripartire il San Giorgio Piana, pressione molto alta del Bagheria, grande rischio. Stavolta si guadagna un fallo, Jamme. Prova il lancio lungo Gio, intercettato ancora Gio. Prova a cambiare tutto dall'altro lato del campo. Lotta di possesso a centrocampo. Ferma tutto però il direttore di gara. Si prende il tempo Neri
Si appoggia al compagno. Pressione molto alta da parte di Giglio, che prova a infastidire le linee difensive del San Giorgio Piana. Non è la prima volta che lo fa. Difendila, Gabri! Bravo, Gabri! Bravo! Prova a spizzare di testa Giglio. Aggancia però Neri, che prova a ripartire. Si appoggia alla corsia di sinistra. Trattenuta abbastanza vigorosa da parte del difensore del Bagheria. Sarà punizione per il San Giorgio Piana. Siamo Raffa! 8 Ciccio! Due uomini in barriera per il Bagheria. Ribattuta, occhio! Occhio che c'è lo schema, Occhio Giglio! Batte corto subito, poi pallone che schizza in mezzo ma non arriva ai piedi di nessuno. Pallone che poi però viene allontanato. I giocatori del San Giorgio Piana pretendono il calcio d'angolo. Il direttore di gara però dice che sarà una semplice rimessa laterale, che subito viene battuta. Prova a spizzare in mezzo in qualche modo il pallone il San Giorgio Piana. Pallone che però viene poi recuperato dal Bagheria, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Scatto del numero 10 sulla corsia sinistra, che prova a ritagliarsi uno spazio per servire i compagni in mezzo. Si appoggia al numero 8 che prova il tiro. Pallone che viene allontanato, ma che rimane tra i piedi della squadra ospite. Ancora possesso Bagheria. Pressa alto il San Giorgio Piana. Costretto il Bagheria a ripartire da Cannizzaro. Buon pallone intercettato dal numero 8 del San Giorgio Piana, che adesso prova l'incursione sulla corsia di sinistra. Va bene, metti bene, occhio! Si appoggia a Jamme, che poi va su Gaio. Lancio lungo del numero 5. Riesce a trovare il compagno, che poi lancia il pallone in mezzo, trova però la testa e la difesa del Bagheria. Altro pallone interessante, prova Nane. Pallone che però schizza fuori dal campo. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Bravo, bene Matti, Lancio lungo, cercare i compagni proposti in avanti, intercettato bene. Buona lettura da parte del San Giorgio Piana, che prova a ripartire sulla corsia di destra. Spedito il più lontano possibile il pallone. Altro pallone che però finisce facile tra i piedi di Gaio. Rimessa laterale in favore della squadra di casa, che lancia per i compagni proposti in avanti, spizza di testa Secan. Palla che arriva sulla testa di Neri, che prova a lanciare i compagni in avanti. Protegge il pallone il numero 7 del Bagheria. Qualche spintone di troppo. Il direttore di gara è costretto a intervenire per richiamare i due giocatori alla calma. Prova ad uscire dalla sua area di gioco il Bagheria.
Filtrante letto bene da Neri. San Giorgio Piana che riesce a riconquistare il possesso, tenta il lancio lungo, altro scambio di possesso stavolta per il Bagheria. Lascia giocare il direttore di gara. Prova a ritagliarsi uno spazio il numero 3, serve il compagno in mezzo. Tiro costretto ad intervenire Lamin sul tiro del numero 7 Cara K. Grande occasione per il Bagheria. Pronto e attento però Lamin a rispondere, mandando il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto in maniera un po' troppo imprecisa, palla che viene ceduta praticamente alla Min, che riparte alla rimessa al fondo. Che invita i compagni a salire. Lancio lungo di Lamin a cercare i compagni in avanti. Intercettato di testa da San Giorgio Piana, che adesso può provare a ripartire. Buona lettura da parte della difesa del Bagheria, che prova a ripartire, ferma tutto però il direttore di gara per un intervento falloso commesso da Secan. Rimane ancora a terra il giocatore del Bagheria, solo un richiamo verbale però per il numero 19 del San Giorgio Piana. Sale, passero, accorcia la linea. Non stare dietro, accorcia la linea. Calma ragazzi, andiamo Candela, andiamo, riprendiamo, passero. Frattempo 40° minuto di gioco, mancano 5 minuti alla chiusura dei minuti regolamentari del primo tempo. Dopodiché staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero che il direttore di gara darà. Vedi che siamo dietro, lo vedi che siamo dietro. Pallone che finisce fuori. Si riparte da una rimessa laterale. Riparte da dietro il Bagheria. Si prende il tempo Cannizzaro, che lancia lungo verso il numero 10, accompagna però Neri di testa verso le braccia di Lamin. Lancia ancora lungo Lamin, intercetta però di testa il Bagheria che prova a ripartire. Lotta il numero 4 del San Giorgio Piana per riconquistare il possesso. Lotta forse un po' troppo vigorosa per il direttore di gara. Pitone, vieni qua, largo che la metto. Attacchiamo sta palla. Qua. Petrullo. Si ripartirà da una punizione in favore del Bagheria. No. Batte Cara K, che però non trova lo specchio della porta, pallone che finisce troppo alto.
batte verso Neri Lamin, Batti. che lancia lungo verso il numero 7 del San Giorgio Piana, che prova a servire a Nane. Ancora scambi di possesso aerei, va meglio il Bagheria che prova a ripartire, riconquista il pallone il San Giorgio Piana, che si affida ai piedi di Lamin, che lancia lungo verso Secan, recupera nuovamente il pallone il Bagheria, Bravo Gabri, grande prova a farsi spazio per ripartire, passa sempre alto il San Giorgio Piana, squadra ospite si conquista una rimessa laterale, Dai. aggancia il pallone con i piedi neri e prova a servire a Nane, che poi si appoggia a Secan. Ah, Dario! Gioca, Dario! Zitto, Dario, gioca! Gioca! Pallone che finisce dalle parti di Lamin di nuovo. Messi bene. Vieni, passo di Kevin. Dario! Guardi come, non morde che rilancia. Lancia lungo Lamin. Dai, basta, giochiamo, Dario! Dai, cazzo! Lancia lungo il numero 5 del San Giorgio Piana, pallone che però finisce facile tra le braccia di Cannizzaro, che subito si appoggia al compagno per ripartire. Palla però nuovamente recuperata dalla squadra di casa. Lotto di rimpalli, finisce a terra Secan senza alcun tipo di fallo però per il direttore di gara. Nel frattempo 45esimo minuto di gioco. Tre minuti di recupero dati dal direttore di gara. Lancia lungo Cannizzaro, intercetta di testa Neri, che manda in rimessa laterale il pallone. Prova ancora una volta a ripartire il San Giorgio Piana, servendo il numero 3 sulla corsia di sinistra, che prova a farsi spazio. Iamme si appoggia a Gaio, che poi serve Neri. Cross a cercare i compagni in mezzo, che viene però deviato. Riesce ancora una volta il San Giorgio Piana a recuperare il pallone. Altro pallone che finisce in mezzo, non trova però di pochissimo la testa di Secan. Ancora però altra palla interessante in mezzo, ci arriva Cannizzaro, ferma tutto. Prova a ripartire servendo subito il compagno, prova a pressare alto per dare fastidio. Numero 8 del San Giorgio Piana, recupera un interessantissimo pallone Neri, e poi lascia giocare il direttore di gara. Nel frattempo Anane prova a servire, un compagno in mezzo, il pallone che viene buttato fuori, due giocatori rimangono a terra. Sono il numero 4 del Bagheria Petrullo e il numero 2 Neri del San Giorgio Piana. Gli ha chiamato non ci siamo, Alessio gli ha chiamato non ci siamo. Dai. Si riparte da Cannizzaro. Che si prende tutto il tempo a sua disposizione e poi prova a lanciare lungo per i compagni. Pallone che finisce di porta in porta tra le mani di Lamin, che a sua volta lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Non riesce ad arrivarci ad agganciare il pallone a Nane. Porta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Ferma tutto il direttore di gara.
Duplice fischio, si chiude sul risultato di 0-0 il primo tempo del match valido per la 12ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A tra San Giorgio Piana e Bagheria. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché io è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio. Poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. Naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare.
ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzi. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mister Palermo, seguito con il Mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, Mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse, così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi.
Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare. Se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria. Questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Quasi tutto pronto per ricominciare il secondo tempo del match tra San Giorgio Piana e Bagheria, valido per la 12ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. Nel frattempo, in questo intervallo, è uscito il numero 17 Anane per il numero 15 Caciocca per il San Giorgio Piana. Si aspetta solo il via del direttore di gara per dare inizio a questo secondo tempo. Via che arriva proprio in questo momento, primo possesso del Bagheria.
subito recuperato il pallone da parte del San Giorgio Piana, che prova a lanciare lungo per i compagni proposti in avanti. Ci arriva però prima il numero 5 Florio, ma ancora pallone dalle parti dell'area di porta. Prova però a ripartire il Bagheria con un lancio lungo, ancora Bagheria, circondato però da un muro di maglie bianche. Va bene, va bene. Fischia il fallo il direttore di gara ai danni del San Giorgio Piana. Seconde palle. Si riparte da una rimessa al fondo di Lamin, che lancia lungo verso il numero 3 sulla corsia sinistra, che però è costretto ad appoggiarsi a Yamme. Altro lancio lungo, stavolta per l'appena subentrato numero 15 Caciocca. Allora viene ancora una volta allontanato dal Bagheria, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra sullo scatto del numero 10, che adesso prova a ritagliarsi uno spazio per buttare il pallone in mezzo. Tutto regolare per il direttore di gara, ancora però possesso Bagheria. Entra duro ma regolare Secan, che lotta sul pallone e poi finisce a terra, conquistandosi una punizione. Punizione che batterà direttamente Lamin, che invita tutti i compagni ad avanzare. Lancia lungo a cercare la testa di Secan, che spizza per il numero 10 che lotta sul pallone. Ferma tutto il direttore di gara, fallo in attacco. Stai tu, stai là, Vito! Una contro una qua, una contro una qua. Batte corto Cannizzaro. Pressa alto il San Giorgio Piana per dare fastidio. Bravo. Ancora possesso Bagheria, che prova ancora una volta con il lancio lungo intercettato di testa da Neri. Palla che finisce in rimessa laterale. Batte Neri la rimessa laterale, spizza di testa il San Giorgio Piana per provare a servire Secan. Altro pallone di Secan che prova a servire Sanna Sardo. Pallone che però finisce facile tra le braccia di Cannizzaro, che riparte al compagno più prossimo. Prova a scattare il numero 11 del Bagheria sulla corsia di destra, cercando di ritagliarsi uno spazio per servire i compagni. Tiro un po' troppo morbido del numero 7 del Bagheria, Cara K, che non inquadra lo specchio della porta. Sempre suo un tiro del primo tempo sotto al 7, però in quel caso molto bravo Lamin a levare il pallone e mantenere la situazione di parità nel match. Nel tempo ancora lotta di possesso tra le due squadre a centrocampo. Pressa il Bagheria. Ancora pallone interessante per il San Giorgio Piana. Riesce a riottenere la palla il Bagheria, che prova a ripartire. Legge bene però Neri, che lancia per il numero 10 del San Giorgio Piana. Ci arriva invece Secan. Ancora San Giorgio Piana in aria, che trova il gol e sblocca la partita. Sanna Sardo segna il gol che decide finora il vantaggio del San Giorgio Piana. Adesso 1-0 il risultato allo stadio comunale Licauli.
sblocca il match, il gol del numero 10 Sanna Sardo. Vito! Dai, dai Dario! In posizione Dario! Si riparte. Lo stesso Bagheria che prova il lancio lungo. Ancora una volta una buona lettura di Neri che manda il pallone lontano. Prova a lanciare un altro pallone verso Secan, il San Giorgio Piana. Si guadagna una rimessa laterale della squadra di casa. Ancora possesso San Giorgio Piana che prova a ritagliarsi uno spazio, costretto ad affidarsi alle retrovie. Riparte da Lamin che lancia lungo, intercettato di testa dal Bagheria che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra. Trattenuta un po' troppo vigorosa secondo il direttore di gara. Sarà dunque punizione per il Bagheria, subito battuta corta. Ancora recupera un interessante pallone, poi viene fermato con troppa foga da parte del numero 2 Lopresti, che viene anche ammonito. Buona Samu, buona Samu! Vola dunque Vai Giova! un altro giallo nel match. Va per battere Jamme. Che lancia lungo verso Secan, che non ci arriva però di testa, ma che continua a lottare sul pallone. Si appoggia poi sul numero 8 che prova a servire il compagno sulla corsia di sinistra. Buona azione, però non riesce Moulet ad agganciare con i piedi. Si parte la rimessa dal fondo, battuta subito corta da Cannizzaro. Bagheria che deve assolutamente reagire qualora volesse riacciuffare il pareggio. San Giorgio Piana che di contro deve continuare a tenere alta l'intensità. Altro fallo, altro cartellino giallo che vola per il Bagheria. Stavolta a essere ammonito il numero 3 Scalisi. Iniziano a volare anche le prime proteste dagli spalti. Gara che in questo secondo tempo, specie dopo il gol che ha sbloccato la partita, si alza notevolmente di intensità, si alza anche il nervosismo. Forza, equilibrati ragazzi, non perdiamo la testa, siamo in partita con calma, oh, dai, prendiamo bene, dai, Vai, chi sta paura? Chi sta paura? Vai che tu vai tu. apriti un po', occhio, Occhio Matti! occhio. Si aspetta solo il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Via che arriva in questo momento. Pallone lanciato lungo. Salta Cannizzaro e afferra il pallone tra le sue mani. Lancia lungo il Bagheria. Intercettato da Mule di testa il pallone. Ancora un altro pallone per il Bagheria che prova a lanciarsi ancora una volta sulla corsia di sinistra. Chiesto prova a servire i compagni in mezzo, allontana però. Attenta difesa del San Giorgio Piano. Nel frattempo Secan prova a dare fastidio lì dietro. Ancora un altro pallone intercettato da parte del San Giorgio Piano. Errore
a cui il numero 5 Florio mette una pezza. Pressa alto il numero 10 del San Giorgio Piana. Costretta la squadra ospite a affidarsi nuovamente al suo estremo difensore. Nel frattempo prova a proporsi ancora una volta in avanti il Bagheria. Altra palla lanciata, tutto buono secondo il guardalini, ancora Secan che viene fermato ancora una volta in maniera fallosa. Vola un altro giallo. Fallo secondo il direttore di gara ai limiti dell'area. Alcuni dei giocatori del San Giorgio Piana reclamano il rigore. Continuano a volare le proteste. La decisione del direttore di gara è però irremovibile. Sarà punizione dai limiti dell'area. Giovanni, manca Mulè, fermo! Giovanni, manca Mulè! Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, 57esimo minuto di gioco, 1-0 il risultato tra San Giorgio Piana e Bagheria. Si aspetta solo il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Grande occasione per il San Giorgio Piana per raddoppiare il vantaggio. Pallone che si va a schiantare sulla barriera, subito si avventa sul pallone Passero. Ancora un'altra palla, altro fallo, fischiato stavolta ai danni del Bagheria secondo il direttore di gara. Match ci fa sempre più caldo. Lancia lungo Iam, intercettato di testa la difesa del Bagheria. Scambi aerei di possesso, buona occasione per Secan che però non riesce ad arrivare sul pallone servito dal compagno. Lancia lungo il numero 2 del Bagheria, legge bene Iam. Ancora cade a terra il numero 10 del San Giorgio Piana, tutto regolare però per il direttore di gara che lascia correre. Nel frattempo pallone che arriva tra i piedi del numero 11 del Bagheria, che prova a crossare in mezzo per i compagni, non trova però nessuno. Pallone e dunque rotola in rimessa laterale. Dobbiamo giocare! Dobbiamo fare! Batte Iam la rimessa laterale. Prova ad intercettare in qualche modo il pallone per il Bagheria. Ancora altra rimessa laterale, stavolta in favore del San Giorgio Piana. L'ho detto ora, mister. Arbitro, va bene qua. Vai, gioca. Lancia lungo Iam per i compagni proposti in avanti. Intercetta il Bagheria che lancia lontano. Passa corto Cannizzaro.
tira su. Vabbè. Intercetta ancora una volta il Bagheria, che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra. Lancio lungo a cercare i compagni, trova però la testa e l'attenta difesa del San Giorgio Piana. Stavolta fischia il fallo il direttore di gara ai danni del numero 10 Sanna Sardo, autore del gol che ha sbloccato la partita. Andiamo Kevin, dai. Andiamo Piccone. Dai raga, dai. Vieni Raffa. Occhio Samu. Vito! Serve Mulè. Palla tra i piedi del numero 15 del San Giorgio Piana, che è costretto ad indietreggiare. Rimessa laterale in favore del Bagheria, subito battuta. Pressa forte il San Giorgio Piana. Prova a ritagliarsi qualche spazio il Bagheria. Tenta il lancio lungo, completamente però fuori misura, non trova nessuno dei compagni. Intervento un po' in ritardo, l'arbitro lascia giocare. Ancora Bagheria, spedisce fuori Passero. Pizzo, scandali pure tu, Pizzo. Sarà punizione in favore del Bagheria. Sul punto di battuta il numero 4 Petrullo e il numero 10 Girgenti. Due uomini in barriera per il San Giorgio Piana. Rimane solo Girgenti sulla battuta, che lancia in mezzo per i compagni, non ci arriva nessuno però, pallone che rotola sul fondo. Lancia lungo Lamin, cercare la testa dei compagni, ci arriva Secan che serve il numero 10, il direttore di gara invece decreta il fuorigioco, ferma tutto. Grande occasione tra i piedi di Sanna Sardo. Batte corto Cannizzaro. Ancora una volta prova il Bagheria a sorprendere il San Giorgio Piana. Altro fuorigioco segnalato dal direttore di gara, però passaggio in mezzo per Secan. Poi si appoggia al compagno. Ancora Passero che prova a servire il compagno sulla corsia di destra, intercetta il Bagheria che può provare a ripartire. Buona lettura da parte di Neri che interrompe l'assalto sulla corsia di sinistra. Riparte dal suo estremo difensore il Bagheria. Intercetta ancora una volta di testa Neri. Lancio lungo da parte del Bagheria, completamente fuori misura. Palla che viene dunque regalata al San Giorgio Piana. Allontana Lamin. Lancia Passero. Dichiarato però ancora una volta il fuorigioco al guardalinea.
Ancora un altro interessantissimo pallone intercettato dal numero 4 che poi serve Secan, che prova ancora pallone tra i piedi del Bagheria, che si appoggia al numero 15 che tenta il tiro da fuori area, troppo alto però. Altra grande azione da parte del San Giorgio Piana. Nel frattempo cambio in casa Bagheria. Esce il numero 2 Lopresti ed entra il numero 19 Costa. Velocizza, che? Lopresti! È 2,19 Mattia. Sì. Dani! Aspetta. Ok? Solo questo? Va bene così. Entra Marco. Così si riscalda qui. Mister, a posto? Ok. È a terra, vai, Fallo entrare. Dai. Dai, Manu. Mister, velocizza, che? Non è più. Dai, raga. Batte subito corto Cannizzaro. Prova a ripartire il Bagheria sulla corsia di sinistra. Servito il numero 11. Andiamo, Cristian! Che si guadagna un prezioso calcio d'angolo. Cambio, signore! Nel frattempo si prepara un altro cambio in casa Bagheria. Basso gol, dai. Sì, pure i pantaloni, dai, qui. Esci, ti entra. Numero? Ad entrare il numero 13 Costa. Esce invece il numero 6 Gallina. Si aspetta il via del direttore di gara per battere il corner. Via che arriva in questo momento. Battuto il corner a cercare i compagni in mezzo. Palla che rotola lontana dalla porta. Sarà rimessa laterale in favore del Bagheria. Aveva sfiorata con le mani Lamin. Ale, staccati! Batte il Bagheria. Allontana Jamme verso Secan. Altro pallone recuperato dal Bagheria che di nuovo prova a rendersi pericoloso sulla corsia di destra. Arriva un'altra rimessa laterale in favore della squadra ospite. Che viene battuta adesso. Tentato il tiro di spalle, però finisce troppo alto, non inquadra lo specchio della porta. Lamin invita tutti i compagni ad avanzare, poi lancia lungo. Ci arriva di testa il numero 13 Cacioppo. Recupera il pallone Neri che può servire i compagni in avanti. Ci mette una pezza Florio. Rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Pallone lanciato in mezzo.
vistosamente trattenuto Sekan, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nel frattempo prova a ripartire il Bagheria con il numero 11 che lotta in mezzo a un muro bianco, dopodiché viene fermato tutto, vola anche un giallo, sarà punizione per il Bagheria, in una zona molto pericolosa del campo. Continua a scorrere il cronometro, 70° minuto di gioco, ancora 1-0 il risultato a Piana degli Albanesi, nel match tra San Giorgio Piana e Bagheria. Ricordiamo che a sbloccare la gara è stato il gol del numero 10 Sanna Sardo. Attaccati un po', Ale, attaccati un po'. Qualche metro da te. Arriva il via del direttore di gara per battere il calcio piazzato. Pallone che va a sbattere però sul muro bianco della barriera del San Giorgio Piana. Sarà rimessa laterale in favore della squadra ospite, che lancia il pallone lungo, trova però l'attenta difesa della squadra di casa che prova a lanciare in avanti per Sekan, che non riesce però ad agganciare bene il pallone. Prova Neri ad allontanare in qualche modo, nel frattempo prova a ripartire il San Giorgio Piana, pallone che viene spedito fuori dal numero 8 Ballariano. Signore, ci passiamo noi, signore! Nel frattempo rimane a terra uno dei giocatori del San Giorgio Piana. Signore! Arbitro! Costretto a intervenire l'assistente in campo. Dai, oh! Andiamo, dai! Arbitro! 2 minuti sono passati. Stiamo sbagliando, Vito! L'ultimo passaggio! Pensiamo a giocare! Altra interruzione di gioco. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro. Potrebbe essere abbastanza sostanzioso il recupero dato dal direttore di gara. Signore, potevo uscire da là, oh signore! Dai signore! Stiamo fermi da almeno 3 minuti, Si fa male Sekan, che esce momentaneamente dal campo con il ghiaccio sulla testa, probabilmente un colpo. Signore, più di 2 sono, Andiamo! Non basta! signore!
Ale. Riprende il gioco, lotta ancora il Bagheria e prova a ripartire. Non si capiscono il numero 7 e il numero 3, pallone che però rotola. Rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Nel frattempo rientra in campo Secan, che già sin da subito si fa rivedere. Altra rimessa laterale subito battuta. Cambio di gioco per il Bagheria, che però è costretto a ritornare tra i piedi di Cannizzaro. Prova a lanciare i compagni sulla corsia di destra. Fischia il fallo il direttore di gara in favore del San Giorgio Piana. Lancia lungo Lamin. Trova però i piedi della difesa del Bagheria, che adesso prova a ripartire. Altro rimpallo. Interviene con le mani Cannizzaro, che prova subito a ripartire, stavolta sulla corsia di sinistra. Bravi, ci siamo! Così! Andiamo Lollo, dai, giochiamo, dai! Altra rimessa laterale subito battuta dal Bagheria. Prova a ritagliarsi qualche spazio la squadra ospite. Pallone però che viene nuovamente recuperato dal San Giorgio Piana, che lancia ancora una volta lungo per i compagni proposti in avanti. Non riesce ad arrivarci per un soffio Secan. Andiamo Kevin! Allontana ancora una volta il Bagheria. Intercetta però di testa Yammè. Oh ragazzi, Ancora un'altra rimessa laterale subito battuta. Picolè, sei tu in mezzo, Pico. Dai, andiamo. Tu Candela, vai in mezzo, Giovanni! Ancora possesso Bagheria, e cerca di ritagliarsi spazi. Continua l'avanzata del Bagheria sulla corsia di sinistra. Ancora un'altra rimessa laterale subito battuta. Cercare di cogliere di sorpresa il San Giorgio Piana, che però molto attento spedisce lontanissimo il pallone. Mario, una forte! Una forte! Ancora altra rimessa laterale subito battuta al Bagheria. Grande errore a cui però il numero 13 della squadra ospite mette una pezza. Nel frattempo scatta il Bagheria sulla fascia destra, recupera però la difesa del San Giorgio Piana, che prova a lanciare in avanti per Secan. Ci arriva però Cannizzaro, che però rischia non poco abbandonando i propri pali. Lotta ancora sul pallone Secan. Prova ancora una volta ad affidarsi alla corsia di sinistra del Bagheria, che adesso prova a verticalizzare. Ancora possesso Bagheria, che cerca uno spazio per servire i compagni in mezzo, per addirittura calciare. Ci prova, sbatte però sul muro di maglie bianche. Cade a terra per un colpo al volto uno dei giocatori del Bagheria, che rimane a terra. Ancora un'altra interruzione. Nel frattempo quasi 80° minuto di gioco.
Riprende ora il gioco, restituisce il possesso al Bagheria, il direttore di gara. Andiamo Matti, alzati Mattia! Chiama Gaffa! Chiama Piccone! Chiama Kevin! Chiama Kevin! Altra rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana, che prova a lanciare in avanti. Ci arriva Secan, che si appoggia poi al compagno. Ancora Secan, che cede il pallone al numero 15. In due tempi ci arriva Cannizzaro, ma grande occasione per Caciocca. Altro lancio lungo intercettato dal San Giorgio Piana, che senza sosta prova l'incursione. Adesso però arriva l'occasione per il Bagheria, ancora una volta neutralizzata dal San Giorgio Piana, che prova a lanciare in avanti Sanna Sardo. Palla che viene scortata in rimessa al fondo da Cannizzaro. Ancora Bagheria che prova ad uscire dalla sua area. Errore difensivo del Bagheria, palla regalata in rimessa laterale a San Giorgio Piana. Ancora ci prova il San Giorgio Piana a mettere il pallone in mezzo, il pallone che viene scagliato però troppo alto da Barbara. Diamo Samu di più, dai Samu. Tu centrale, Picco. Tu centrale, Dai, Picco. dai, diamo Kevin, dai. Pizzo, Io. Mettilo su. Vice. Lascia la palla. Seconda. Altro pallone intercettato dal San Giorgio Piana. Prova ancora una volta a lanciare i compagni proposti in avanti. Ora altra occasione di ripartenza per il San Giorgio Piana. Prova a farsi strada il Bagheria. Ancora possesso Bagheria. Ancora una volta intercettato di testa da Neri. Intervento un po' in ritardo. Fallo per il direttore di gara, che viene subito battuto a cercare di prendere di sorpresa la difesa del San Giorgio Piana, che però in maniera attenta Jamme allontana il pallone. Iniziano ancora di più a scaldarsi gli animi in questi ultimi minuti di gioco. Nel frattempo si ripartirà da una rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Recupera il pallone il Bagheria, che però si trova chiuso tra i giocatori della squadra di casa. Tentato la ripartenza, ferma tutto il direttore di gara. Punizione in favore del Bagheria, che batte subito, che prova a farsi spazio, entrando un po' in ritardo il numero 15 Caciocca su Ballariano, che si guadagna una punizione.
frattempo recupera il pallone il Bagheria. Scatta il San Giorgio Piana, grande occasione. Continua a guadagnare metri Neri che serve il numero 10 che poi va in porta. Nel frattempo però aveva alzato la bandierina l'assistente. Battuto subito da parte del Bagheria e iniziano a volare sempre più proteste. Tommy, tu in mezzo ai due corse, Tommy! Pallone che ritorna tra i piedi di Cannizzaro, che si prende qualche attimo di tempo prima di lanciare lungo per il compagno sulla corsia di sinistra. Pallone ancora una volta recuperato da San Giorgio Piana e spedisce lontano. A te. Ballare la palchetta, vai. 4. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 87esimo minuto di gioco. Mattia! Mattia! A centrocampo 2, vieni Mattia! 3, 4, metti 2. Mattia! In mezzo ancora, in mezzo, Mattia! Ancora lotta per il possesso di San Giorgio Piana, recupera il Bagheria che prova a lanciare lungo per il compagno sulla corsia di sinistra. Ci arriva però molto facile Lamin, che si prende tutto il tempo a sua disposizione per prendere il pallone tra le sue braccia e per poi lanciare lungo sempre in avanti verso Secan che lotta sul pallone. Attorno a sé ha però 4 uomini del Bagheria. Lanciato ancora una volta il pallone in avanti. Batte la punizione il Bagheria. Altro intervento falloso. Altra punizione per la squadra ospite. Ancora un'altra volta un giocatore delle Bagheria a terra, stavolta tutto regolare però per il direttore di gara. Pallone che schizza fuori dal campo. Altra rimessa laterale in favore del Bagheria che si affida alle retrovie per ripartire. Certo il tempo a disposizione è sempre meno, quasi 89esimo minuto di gioco. Ciccio! Andiamo Picone! Totto! Oh! Battuta la rimessa laterale da parte del San Giorgio Piana, pallone che però viene spedito fuori da Lamin. Nel frattempo il direttore di gara dichiara che saranno 5 i minuti di recupero. Ancora possesso Bagheria che prova a lanciare il pallone in mezzo. Pallone completamente fuori misura però termina fuori. Oh signore! Oh, 10 minuti sono pochi, spesso non giochiamo! Oh, siete 3. Tu più avanti, Dai, Mattia, vai! Più avanti! Nel frattempo si riparte da una rimessa dal fondo. Oh signore, già un minuto abbiamo giocato! Nel frattempo arriva
Arriva un cambio per il San Giorgio Piana. Scalisi! Deve entrare il numero 20 Martinez. Esce invece il numero 11 Candela. Signore, un minuto in più, giusto? Ok. Mica per un cambio un minuto! Ma un cambio un minuto quando si è visto mai, oh! Signore! Dai! Andiamo, ciao! Forza Totò! Si riparte sempre dalla rimessa dal fondo. Lamin lancia lungo. Intercettato dal Bagheria. Ora scambi aerei tra le due squadre. Altro fuorigioco segnalato dall'assistente. Subito ancora una volta battuto dal Bagheria. Il direttore di gara però nello stesso avviso e fa ribattere. Altro pallone intercettato di testa da Neri. Adesso Martinez serve Secan. Troppo forte il pallone, però non riesce ad arrivarci. Altro pallone recuperato, però ancora Secan, tutto solo davanti al portiere. Ci arriva però in tuffo Cannizzaro che ci mette una pezza. Intercetta ancora una volta Neri, che prova, ferma in maniera abbastanza vigorosa. L'arbitro però concede vantaggio. Buona lettura da parte di Jamme, pallone che viene poi spedito fuori sempre da Jamme. Ancora però lo stesso Bagheria, viene però recuperato dal San Giorgio Piana che può provare a scattare sui piedi di Secan. Servito Moulin, che si guadagna un calcio d'angolo. Signore, dobbiamo giocare però! Dobbiamo giocare! Non c'è la palla, signore! È là, mister! È là, mister! Gioca un pochettino con il cronometro il San Giorgio Piana. Lotta alla bandierina Martinez. Punizione subito battuta per il Bagheria, che prova in questi ultimissimi minuti di gioco a rendersi pericoloso. Nel frattempo termina anche il quarto minuto di recupero. Altro pallone spedito lontano da Neri. Risponde Cannizzaro. Altra palla intercettata che va verso Secan, che lotta sul pallone. Ferma tutto però il direttore di gara per un fallo. Martinez! Si scaldano sempre di più gli animi. Lotta ancora Martinez sul pallone, riesce ad afferrarlo, lanciato in mezzo per Secan, pallone che entra dentro e c'è il gol di Mario Secan, assist dell'appena subentrato numero 20 Martinez, ed è 2-0 il match a Piana degli Albanesi. Dai, Totò!
Totò, vedi bene. Totò, dietro. La chiude definitivamente l'ex Accademia Trapani, Mario Secan. Mica siamo dei coglioni, siamo. Oh. Porca puttana, come si fa? Oh. Nel frattempo si va per il 6° minuto di recupero. Staremo a vedere quanto farà ancora giocare il direttore di gara. Altro lancio lungo del Bagheria, non riesce ad intercettare di testa il compagno, pallone che finisce facile tra le braccia di Lamin, che afferra il pallone e si tuffa. Lancia lungo ancora una volta Lamin, continua a far giocare il direttore di gara. Altra palla recuperata dal Bagheria, che prova a scattare sulla fascia sinistra. Batte il San Giorgio Piana. Triplice fischio. Finisce sul risultato di 2-0 il match tra San Giorgio Piana e Bagheria, valido per la 12ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. A segnare i gol sono stati Sannasardo e Secan per il San Giorgio Piana.